Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Tele Friuli. Questa sera Buia celebrerà il suo campione olimpico Jonathan Milan, medaglia d'oro nell'inseguimento su pista a squadre. La festa sarà trasmessa in diretta su Tele Friuli a partire dalle 20. Jonathan è stato accolto ieri sera da amici e familiari all'aeroporto di Venezia. Vediamo. A Venezia il coro scandisce solo due parole, oro e Milan. È così che il fan club ha raggiunto ieri sera Jonathan Milan di rientro dai Giochi Olimpici di Tokyo. Tanta emozione per il ventenne friulano che sfila la medaglia d'oro dalla tasca con grande semplicità. Una grande impresa quella realizzata con il quartetto azzurro all'Isu Velodrome che è entrata nella storia. 3 minuti 42.032 è il tempo che ha consacrato Milan campione olimpico nell'inseguimento a squadre su pista. C'è ancora molta incredulità per quello che è successo, nonostante la medaglia d'oro sia finalmente arrivata a casa. Jonathan, ti aspettavi tutta questa gente ad accoglierti? No, assolutamente no, mi aspettavo magari i miei genitori, la mia ragazza, i miei amici, ma sinceramente no, assolutamente no. È passato qualche giorno da quando tu hai vinto la medaglia, adesso qua iniziano i veri festeggiamenti, hai iniziato a realizzare quello che avete fatto? Ma non ancora sinceramente, è qualcosa, quello che abbiamo fatto penso che lo realizzerò col tempo e non so quanto ci vorrà, sappiamo che abbiamo fatto un qualcosa di veramente grande, di veramente importante e niente, siamo tutti molto soddisfatti, adesso un po' di relax e poi si ricomincia con la preparazione. Io penso che il risultato che Jonathan ha ottenuto sia la dimostrazione che quando ci metti la passione e sei determinato e ti impegni, i risultati prima o poi arrivano e danno grande soddisfazione. La prima volta che è salito in bici ve lo sareste mai immaginato che sarebbe tornato a casa con una medaglia d'oro? Veramente no, così presto no. Abbiamo sempre sperato, abbiamo sempre cercato di lavorare per farli crescere bene, però così presto mai. E ancora complimenti a Jonathan Milan, passiamo adesso alla cronaca. Aggressione nella tarda serata di ieri a Udine, vittima un cittadino algerino di 29 anni che attorno alle 22 è stato circondato da 8 cittadini pakistani. Questi ultimi sono giunti in soccorso di un loro connazionale di 26 anni, aggredito a sua volta e rimasto ferito. È accaduto tra Piazza 20 Settembre e la zona di Borgo Stazione. Diverse persone hanno chiamato il 112 dopo aver sentito gridare alcuni stranieri in strada vicino a una chiesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nord della compagnia di Udine. All'arrivo dei militari la maggior parte degli stranieri si era già dileguata. Non sono fuggiti invece i 2 cittadini stranieri feriti, medicati poi al pronto soccorso dell'ospedale di Udine per lesioni fortunatamente lievi, alcune da taglio al volto. Sono stati dimessi dopo poco. Nessuno dei 2 stranieri ha manifestato l'intenzione di sporgere denuncia a querela per quanto accaduto. Vasto rogo in un'azienda agricola di Maiano, risparmiati dalle fiamme i capi di bestiame. Il vasto incendio si è sviluppato intorno all'1:30 della scorsa notte a Susans di Maiano. Per cause al vaglio dei vigili del fuoco, il rogo ha interessato un'azienda agricola nella parte della rimessa attrezzi e strumenti da lavoro e del deposito del fieno. I vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Gemona del Friuli, dalla sede centrale di Udine e dal distaccamento dei volontari di San Daniele, per un totale di 16 uomini, hanno operato in modo tale da non coinvolgere nel fumo e nelle fiamme i 40 capi di bestiame e mucche che si trovano nelle immediate vicinanze del deposito attrezzi. I danni sono ingenti, nessuna persona però è rimasta ferita. Sono quelli del Friuli Venezia Giulia i distretti più dinamici del nord-est. Nei primi 3 mesi del 2021 le esportazioni delle imprese distrettuali del Triveneto hanno segnato un netto incremento, più 5,8%, che consente di ritornare ai livelli dello stesso periodo del 2019, 8,4 miliardi di euro. I distretti della nostra regione segnano un più 16% sul 2020 e un più 8,8% sul 2019. Il Friuli Venezia Giulia registra 600 milioni di euro di export nei primi 3 mesi dell'anno. Trova la ripresa grazie alle esportazioni sia del legno e arredo di Pordenone, più 26,5% sul primo trimestre 2019, nei comporti del mobile, dei pannelli e del legno da costruzione che hanno visto una forte accelerazione di vendite in Germania, in Austria, negli Stati Uniti e in Cina, sia degli elettrodomestici di Pordenone, un più 23,7% sul primo trimestre 2020 e più 13,8% sul 2019, cresciuti in Polonia e in Germania
Germania, mercati che avevano tenuto anche durante la pandemia, e ripartiti in Francia e Regno Unito. Il prosciutto di San Daniele cresce sul 2020 più 25,5%, mentre risultano in ritardo i restanti distretti. Le sedie e i tavoli di Manzano meno 0,3% sul 2020 per la stagnazione del comparto contract, il caffè di Trieste meno 13,2% e i vini e distillati del Friuli meno 18,8% per le difficoltà dell'Horeca, ovvero il settore di hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie e bar. Da turismo e economia arrivano risultati confortanti per il Friuli Venezia Giulia, a dirlo è l'assessore regionale sviluppo economico e turismo Sergio Emidio Bini, che si dice ottimista della ripartenza post-Covid alla luce dei dati economici e degli arrivi registrati in regione nel secondo trimestre. Sentiamo. Turismo ed economia, i due settori che il Covid ha fortemente penalizzato in questo caldo agosto, stanno dando i risultati più importanti, lo conferma l'assessore a sviluppo economico e turismo Sergio Emidio Bini, il quale, partendo dai dati nazionali del PIL che vedono un più 2,7% nel secondo trimestre, guarda con ottimismo alla ripartenza. La regione Friuli Venezia Giulia è mediamente cresciuta più del paese Italia. E a mio avviso siamo oramai usciti, è vero, ci sono tutte queste benedette varianti che stanno ancora condizionando la nostra vita, però vedo un'economia molto spinta e poi non dimentichiamoci l'importante massa di denari che arriverà dall'Europa sta già arrivando e arriverà nel nostro paese. Questo ci permetterà di fare degli investimenti importanti, creare occupazione, creare prodotto interno lordo. Ottime anche le indicazioni dal fronte turistico. A Tarvisio, come detto dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, si registra un tutto esaurito e al mare, dove il timore del Green Pass aveva acceso la preoccupazione degli operatori, la situazione è analoga. Questi aggravi importanti non li vedo. Quello che io voglio sottolineare è l'importanza, e ogni volta che ho qualche intervista lo faccio, da parte delle persone di farsi vaccinare. L'unico modo che noi abbiamo per sconfiggere questo maledetto virus. Il turismo sta andando molto bene. Guardate, noi abbiamo diverse località, sia in montagna che al mare, ma anche nelle città di sold out, quindi sta andando tutto ben oltre le nostre aspettative. Questo ci voleva. Comitato sulla sicurezza e l'ordine pubblico questa mattina in prefettura a Udine sul tema Green Pass. Il vicario del prefetto Enrico Roccatagliata ha incontrato un referente del comune del capoluogo friulano, il sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto, e i referenti di Confcommercio e Confesercenti insieme a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine. È stato spiegato come i gestori di locali pubblici possano chiedere di esibire e controllare solo il certificato verde, non gli altri documenti personali, con ad esempio la carta d'identità. Saranno poi intensificati i controlli per il possesso Green Pass nei luoghi in cui la normativa prevede l'esibizione obbligatoria, in particolare nei luoghi che favoriscono l'aggregazione, dai ristoranti al chiuso ai locali per il divertimento, a piscine e palestre. Il sindaco di Turiaco, Enrico Bullian, ha annunciato che rinuncerà all'aumento di stipendio previsto per tutti i primi cittadini del Friuli Venezia Giulia e stabilito dalla Regione all'unanimità lo scorso fine luglio. Dopo le lotte dell'ANCI e di diversi sindaci di piccoli comuni, c'è dunque chi ha deciso di andare contro tendenza e di devolvere l'aumento salariale alla propria comunità. Il primo cittadino del paese della Bisiacaria, territorio che conta circa 2.800 abitanti, rinuncerà dunque a 350 euro mensili, somma che a fine mandato sarà di circa 12.000 euro. Come cantava Guccini, ho dai miei giorni quanto basta, ha spiegato il sindaco di centrosinistra rieletto il 26 maggio del 2019, citando una strofa del celebre cantautore modenese. A Turiaco, ha ricordato il sindaco 37enne, la giunta comunale da diversi mandati si è sempre autoridotta l'indennità di funzione perché siamo convinti che i cittadini abbiano bisogno di segnali concreti ed esempi. E oggi Despar ha inaugurato un nuovo punto vendita a Trieste, riqualificando una zona degradata. Oggi la riapertura del negozio, vediamo il servizio. Poco meno di 50 posti di lavoro, riqualificazione di un'area degradata, creazione di 700 parcheggi a Trieste Mercerara e di alcuni appartamenti. L'imprenditore Francesco Fracasso ha portato a termine in tempi rapidissimi, come ricordato dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, il rifacimento dell'ex Maddalena a pochi passi dal Burlo Garofalo in via dell'Istria a Trieste. Un'operazione immobiliare importante in un'area abbandonata dopo una serie di fallimenti delle ditte costruttrici che avevano acquisito il lotto di terreno. Partner dell'iniziativa
iniziativa anche Despar, che ha deciso di investire nella zona creando un punto vendita con 47 dipendenti. Nell'area saranno realizzati anche 72 appartamenti vista mare, 740 parcheggi coperti e 40 scoperti e 5.000 metri quadrati di verde pubblico. L'Interspar è stato inaugurato oggi, mentre per il resto dell'operazione edilizia il taglio del nastro è previsto all'inizio del 2022. L'investimento per Fracasso ha raggiunto i 40 milioni di euro. In occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di attività, il gruppo Camosci di Seregno omaggia il pittore Pio Solero con una mostra allestita a Sappada. Vediamo. Sappada omaggia con la mostra a vedute Pio Solero, pittore nato a Plodn nel 1881. Allestita nell'ex museo Giuseppe Fontana, l'esposizione è stata organizzata dal gruppo Camosci di Seregno in occasione dei festeggiamenti per i loro 50 anni di attività. Fino al 22 agosto saranno esposte 10 opere di Solero provenienti dalle collezioni private dei nipoti Vittorio, Pierluigi e Alessandro, alle quali si aggiunge un dipinto dell'autore prestato dalla magnifica comunità del Cadore. La vita di quest'artista fu segnata da tragici eventi, ciononostante la sua produzione pittorica è stata molto ricca. Vicino all'arte di Segantini, via via si è scostata con la propria luce per raffigurare l'amata Sappada, i vasi di anemoni, le nature morte che dipinse sulle sue tele. La mostra a veduta è composta anche da altri 24 quadri realizzati da artisti della zona di Seregno. Dal 22 agosto la mostra si sposterà proprio in questa località e lì sarà visitabile dal 4 al 19 settembre prossimi. È stato realizzato anche il catalogo, la cui presentazione è stata affidata all'assessore alla cultura del comune di Sappada, Andrea Polencic. Questa edizione del telegiornale termina qui, ma ci ritroviamo tra poco per l'appuntamento con A voi la linea. A dopo.